Bentornati e bentrovati a Storie. Raccontiamo questa settimana la seconda grande scuola filosofica occidentale, dopo quella degli Ionici di Taleita, Anasimandra, Anasimene, la scuola pitagorica. Pitagora è quasi un dio nella Crotone del V secolo a.C. ed è un dio perché in qualche modo pone delle risposte a degli interrogativi che gli uomini erano profondamente tormentati nel continuare a macinare dentro il loro cuore. E soprattutto uno degli interrogativi fondamentali per Pitagora è proprio quello del perché siamo al mondo. E la risposta che Pitagora dà a questo perché siamo al mondo è: siamo al mondo perché noi siamo delle anime incarcerate in un corpo che continuamente si reincarnano cercando di espiare la colpa. La colpa qual è? La colpa di essere nati. Ma che colpa c'è nell'essere nati? E qui è molto interessante perché Pitagora dice che la vera colpa dell'uomo è quello di avere una vita, la nostra vita, ha un suono che non è nel grande suono della natura. Facciamo attenzione perché da un lato ci sembra strano, però quello che dice è molto vero, perché tutti noi emettiamo suoni, tutti noi siamo suono, la nostra vita è suono. Anche se stessimo completamente zitti, ci sarebbe il suono del nostro respiro. Ecco, Pitagora dice: il suono del tuo respiro non va a ritmo, non va a tempo col respiro del mondo. Il numero dei ritmi che regola il tuo respiro non va a tempo col numero dei ritmi che regola il respiro del mondo. Perché ciò che governa il mondo è il numero. Il numero. Per questo per Pitagora la matematica diventerà fondamentale, perché capire qualcosa sui numeri vuol dire capire qualcosa sull'ordine che c'è nel mondo, sull'ordine che c'è dietro le cose. Vuol dire, e lo fa dentro una dimensione quasi religiosa, lo capite, però aprire la strada alla matematica come la conosciamo noi oggi, cioè una comprensione della realtà che non sia soltanto esistenziale o filosofica, ma che sia scientifica. Capire la realtà attraverso i numeri, capire la realtà attraverso i dati oggettivi. Ed è paradossale perché Pitagora ci arriva perché si rende conto che il respiro che noi siamo, il suono che noi siamo, non è in armonia col suono dell'universo. Il nostro numero non è in armonia col numero del mondo. Ed è questo incontro di numeri che crea la pace, crea la storia, crea la possibilità di costruire un mondo e una civiltà nuova. E questa è la dottrina fondamentale dei pitagorici. Una dottrina che, come vedremo, non sarà sufficiente a placare gli animi del mondo greco assetato di verità e di sapienza. Ne parliamo qui, sempre a Storie.